Aggiungo un'altra cosa, se mi permettete, a quello che dicevi tu, Renzo. Io ho l'impressione che questa regione privilegi le mura e non l'interno. Faccio un esempio, a partire dalla RSA. Noi consideriamo, questa è un'altra battaglia che noi dobbiamo fare culturale, anche con i familiari, perché i familiari mettono il loro ospite e sembra che si siano lavata la coscienza, tanto l'ho sistemata, anche se pago fuori di quattrini, soprattutto quelli che pagano l'intera quota alberghiera e sanitaria, 3.200 euro di media al mese. Noi dobbiamo pensare alle RSA non come contenitori che ospitano gli anziani, ma come servizi di prevenzione, di cura e di riabilitazione. E la stessa cosa vale, hai citato la sanità mentale, la salute mentale. Si sono inventati i manicomietti. Sapete che le chiamano residenze sociosanitarie psichiatriche. Devi avere requisiti, aver superato i 45 anni, essere un cronico e ti chiudono lì dentro e non esci. E non esci, è il manicomio. Così la stessa cosa sulla neuropsichiatria infantile. Lo dico io, incavolandomi, perché ho seguito un minorenne autistico ricoverato per 6 mesi nella psichiatria dell'ospedale di Chioggia, perché non riuscivano a metterlo in una struttura adeguata, perché mancavano le neuropsichiatrie individuate dalle schede ospedaliere del 2019. Poi, oltre ad avere l'etichetta nell'ospedale neuropsichiatria infantile, c'è bisogno anche del personale e soprattutto di personale territoriale. Leggevo in treno su questo libro che riporta molti dati, che la Regione Veneto nell'ultimo anno ha dimezzato le figure apicali da 570 a 280. Per cui significa che del territorio, e ha ragione Renzo, sbaglia, perché se noi riusciamo a prevenire, la sanità si fa sul territorio,